con Mirko La Rosa al termine della sconfitta del suo Code 272 sul campo del Cotton Club per 3-1, e questo campo evidentemente non vi porta bene. La sconfitta la prima con Bacci Immobiliare 7-6, quella discussa contro la Pisana Calcio 8, oggi forse non era proprio la partita adatta, quella in trasferta contro il Cotton Club, per ricominciare a fare punti, ma spiragli di un Code 272 che vuole continuare a lottare, per dire che quella non è comunque la posizione con cui affronta questa Lega Calcio 8. Vediamo se non è quella, è da vedere. Vediamo, al momento siamo questi, quindi è giusto al momento la posizione della classifica che abbiamo, perché al momento non siamo tutti quanti, il gruppo ancora non è tutto, speriamo di ritrovarlo dalla prossima e di ricominciare. Intanto però Code ha iniziato a ritrovare te al centro della difesa. Come valuti la tua prestazione e quanto è utile comunque nella rotazione, perché abbiamo visto che avete una rosa comunque larga e di valore, ma manca comunque sempre qualche pezzo per essere al completo, e vediamo che comunque questa è una lega che se non l'affronti con tutti i pezzi al posto giusto rischi appunto di avere quella posizione in classifica, nonostante la vostra rosa sia di quel livello di qualità. La rosa larga ce l'hanno gli altri, non noi. Forse tutto tranne la rosa larga noi abbiamo. Gli altri hanno la rosa larga, hanno giocatori che ci vanno sempre. Noi siamo un gruppo di amici che partecipa a un torneo. Speriamo di essere tutti dalla prossima e di farci valere. Non mettiamo altro in campo, solo questo, e speriamo che basti. E qualcosa da dire, diciamo, in generale sul momento della squadra o sulle prossime gare? Abbiamo visto qualche nuovo innesto comunque oggi in campo, o giocatori che abbiamo visto a sprazzi. Ne vedremo altri o questi li vedremo più spesso in pianta stabile? Ne mancano tanti. Oggi mancava Fagioli, mancava Bongura, mancava D'Astolfo, La Ruffa, Mannozzi. Possiamo andare avanti fino a domani. Ce ne mancano tanti, ma la colpa non è di nessuno, la colpa è solo la nostra se mancano. Quindi se li troviamo tutti e facciamo un gruppo coeso, riusciamo ad andare avanti. Se no è giusto che la classifica sia questa. Complimenti e soprattutto la sincerità di Capitan Mirko La Rosa. Grazie.